Ma è ancora possibile dire che Enrico Berlinguer aveva torto? Mi spiego, la scena di ieri alla convention di Fratelli d'Italia, che ha visto il Presidente del Senato Ignazio La Russa e Bianca Berlinguer unirsi in un momento di giusto ricordo e giusta celebrazione del padre di lei Enrico, con la platea che si è alzata tutta in piedi e La Russa che giustamente ha ricordato il gesto di Giorgio Almirante, che andò allora da solo in forma privata coraggiosamente a rendere omaggio alla salma di Enrico Berlinguer. Questo è stato sicuramente un momento umanamente di spessore, un momento che ha rievocato una pagina storica positiva del nostro paese, il riconoscimento reciproco tra due avversari, anche due avversari proprio radicali, che erano sicuramente però galantuomini da un punto di vista personale e politici di spessore, avercene ora in generale da quel punto di vista sicuramente, però visto che ormai Berlinguer pare diventato l'idolo non solo della cultura di sinistra, ma anche di quello che vorrebbe essere l'anti-mainstream di destra, vorremmo dire solo due cose. Vorremmo dire che, per esempio, il suo perseguire il progetto del compromesso storico non fu un fattore di modernizzazione del paese, il compromesso storico, anzi fu una sorta di consociativismo spartitorio tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, che non di rado usava, diciamo, la leva della spesa pubblica come leva del consenso, che si reggeva appunto su una spartizione tra il potere centrale democristiano, il potere locale e nei gangli culturali del paese del PC. Il compromesso storico fu qualcosa che Giulio Andreotti definì figlio di una profonda confusione culturale e storica e la somma di due guai, il clericalismo e il collettivismo comunista, e secondo noi Giulio Andreotti aveva ragione. E poi insomma, e poi la questione morale, cioè la cosa per cui oggi è celebrato a Reti Unificate fu in realtà il grande abbaglio politico di Enrico Berlinguer, cioè fare della questione morale il baricentro della sinistra, con una rivendicazione fine esplicita in una famosa intervista a Scalfari della diversità, se non purezza morale dei comunisti, cosa per cui veniva criticato in quel momento nel partito dalle voci dai cosiddetti miglioristi, diciamo, tra cui c'era un certo Giorgio Napolitano che lo criticò pesantemente. Ebbene, in questo modo lui rimosse la politica, il realismo politico che era fino ad allora stata la stella polare del Partito Comunista, e aprì la strada al moralismo, che poi divenne moralismo giudiziario, divenne presunzione di superiorità etica della sinistra, che ha fatto i danni culturali che ha fatto con Berlusconi, con Salvini, con Meloni, ed è insomma in un certo senso il vero padre del campo largo, perché la questione morale ha aperto la strada storicamente al moralismo appunto elitario, snobistico e inverosimile di fatto, ma continuamente rivendicato della sinistra, e anche al moralismo piazzaiolo, protestatario, demagogico del Movimento 5 Stelle. E quindi insomma vorremmo dire in questi giorni all'insegna delle sacrosante celebrazioni che però politicamente, che però nei contenuti, però nell'agenda, Enrico Berlinguer aveva torto. Enrico Berlinguer, che rispettiamo profondamente, non era, e per fortuna, dei nostri. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18